Siamo pronti per una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi faremo un vero e proprio viaggio nel gusto. Parleremo di cucina di Castelsardo con Marco e Fabrizio Spezziga del ristorante Su Nuraghe. Cucina di Castelsardo, ma anche le bellezze di questo borgo che a quanto pare sta vincendo la paura da Covid, ma questo lo sentiremo dalle parole dei nostri ospiti. Qui è tutto pronto, ci vediamo fra un minuto. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Eccoci qui con Marco e Fabrizio Spezziga. Ragazzi, benvenuti a Corte Santa Maria. Grazie mille. Avete lasciato la brezza di Castelsardo per questo caldo della città? No, non c'è molto caldo. Non c'è molto caldo, no, si vede, si vede, in manica di camicia. Com'è? Come si sta a Castelsardo? Bene? Apprezziamo più la salsedine, ma ci sentiamo a nostro agio anche qui. Ok, allora Marco e Fabrizio, ristorante Su Nuraghe, Marco lo chef, sì. Fabrizio il maître, il direttore di sala, questo connubio che poi sentiremo un po' la storia, infatti partiamo già da quello, la storia di questo ristorante in un posto fantastico a Castelsardo. Ricordiamo subito dov'è, via, codice fiscale, tutto. Via Sedini, cioè risulta su un promontorio in fondo alla collina senza numero civico perché è una località, ma però è molto semplice. C'è una leggerissima scritta sulla collina, si può individuare. Hollywoodiana, che quando si accende si vede da tutto il paese, diciamo, è facile da trovare. Poi ormai con i mezzi di comunicazione, Google Maps, scrivi lì il nome, ti porta sulla pagine porta, Facebook, poi ne parleremo. Quindi un ristorante che ha una bella storia, una storia sì, quando parte? Allora la storia è grazie alla nostra famiglia perché noi siamo subentrati dopo. È nato nel 78, l'ha costruita proprio la famiglia Spezziga, che sarebbe il padre di Fabrizio con mio nonno, il padre di mio padre. Un altro fratello che si chiamava Fofò, hanno costruito vari locali, tra questi il ristorante Su Nuraghe, che è stato partito con la gestione di mio padre con Valentino, che purtroppo non c'è più, sì. Però diciamo l'hanno fondato loro. Eccolo qua, vediamo un po' di immagini, sì, esatto, del ristorante, degli interni e di tutto. Ecco qua la terrazza, qua è l'antro prima della terrazza, i vini che Fabrizio, è lui che si occupa di questo settore, poi andiamo a parlare. E qua la terrazza con, questo qua è il tavolo più bello forse del ristorante. Titanic, sì. Come si chiama? Non Fabrizio? ha numero, Titanic, perché vedi è posizionato quasi su una prua di una nave, quindi è chiamato Titanic, non ha un numero specifico. Quindi io alzo la cornetta, pronto, buonasera, vorrei prenotare il tavolo Titanic. Verissimo. Non c'è perché sarà sempre occupatissimo. Perfetto. Su Nuraghe, che intanto lo vediamo anche qua, il logo riportato dal nostro bravissimo Adriano Cossu di Sardi alla Frutta, andate a vedere la pagina Facebook di Sardi alla Frutta di Adriano, che fa delle opere fantastiche. Questa è dedicata, è il nostro omaggio che facciamo al ristorante Su Nuraghe. Ristorante, vabbè, molti lo sanno, ma noi spieghiamolo bene, che si occupa prevalentemente di cucina di pesce. Sì, prevalentemente, sì, abbiamo giusto qualche articolo di carne per, che ne so, la classica bistecca, il filetto, giusto qualche articolo, ma la nostra specialità è il pesce, a partire dai crostacei, ai frutti di mare, a qualsiasi tipo di pesce che caratterizza, diciamo, un ristorante, no? Ecco. E le vedremo adesso, delle ricette, delle cose interessanti. Sentite ragazzi, adesso però, visto il periodo, volevo farvela questa domanda, visto il periodo post-coronavirus, si spera post, molti locali hanno subito, insomma, penso che anche voi, degli svantaggi e degli intoppi. A livello di regole come siamo messi al Su Nuraghe?
Allora, di distanziamenti a quel allora, livello sul lì? nuraghe grazie a Dio non abbiamo quel problema perché è un locale talmente grande Sì. che comunque già gli spazi erano quelli, c'è un distanziamento, certo adesso un po' più di attenzione proprio per cercare di non far accavalare Certo, i tavoli, 1 metro di distanza. Però poi c'erano anche già 1,5 le metri, distanze, c'eravamo eravate le già distanze. impostati così come Sì. anche altri ristoranti. Mentre c'è un po' di differenza tra quello che è il rapporto con i clienti, vero Fabrizio? Tu che sei in sala, Sì, certo. queste regole con un il cliente pochino, non è facilissimo perché magari arrivano dei clienti che ormai abbiamo da anni ed anni e magari c'è chi ti vorrebbe, amici forse, c'è no? chi ti vorrebbe abbracciare ma non può, o magari altri che fanno un passo indietro e quindi non è semplice Non è questa semplice, situazione, no, assolutamente. Però voi con mascherine, cos'è? Certo, quant'altro, sì. Tutto quello che è comunque la regola, eccola qua l'entrata di su nuraghe, proprio sembra di entrare in un nuraghe e poi pam si apre questa meraviglia Infatti. del golfo. Marco invece in cucina, distanziamenti, voi avete una cucina molto, molto grossa, tra Allora, l'altro vi l'avete vista, favorisce. sì, è molto grande, quindi noi di nostra spontanea volontà settimanalmente facciamo il serologico proprio per non perfetto. non avere rischi. Grazie a Dio almeno durante la preparazione e quant'altro non usiamo la mascherina perché abbiamo delle distanze di metri e avendo il serologico quindi siamo a posto. E naturalmente quando c'è il fornitore o comunque Sì. arriva qualcuno e siamo a contatto con gente esterna, lì in quel momento lì mettiamo la mascherina e teniamo tutte le regole vigenti che comunque il Covid ci ha imposto. Certo, ecco. certo, Diciamo che è certo, una cosa sì. molto più limitata rispetto alla sala che si è a contatto col cliente e arriva gente un po' da tutti i posti. Io vedo già dei piatti che stanno scorrendo, ma poi andremo un pochino ad analizzarli, che voglio sapere tutto. E comunque ragazzi, allora, il posto è fantastico, il ristorante abbiamo già visto alcune immagini, è veramente un paradiso, insomma a Castelsardo si fa una giornata di vacanza per un turista, è lo svegliarsi, fare un giro al borgo se magari non fa troppo caldo, se no le spiagge di Lubagno e poi si viene da voi e via al paradiso. Tavolo Titanic. Ma è aperto da 30 anni. Ed è 30 anni che succede così, Sì, quindi certo. a Castelsardo, Noi giusto? poi, i metodi di lavoro sono quasi sempre uguali, noi cerchiamo di lavorare sul passaparola, sulla freschezza dei prodotti. La cosa più importante è rimanere genuini, una volta che c'è il passaparola col cliente noi siamo contenti. Certo. Io non ho mai chiesto una recensione per esempio, siamo contenti di questo. Bene, Quando c'è il molto passaparola noi ne siamo orgogliosi con Marco. E allora vediamola però, questa perla di Castelsardo. Ce la vediamo in una videoclip che abbiamo girato, uniamo su nuraghe, la cucina di su nuraghe che fra poco ne parleremo e ne vedremo delle belle, con lo splendore di Castelsardo. Vai con la clip Cesare.
Bellissima Castelsardo, è veramente un gioiello. Abbiamo visto un po' di mare, un po' di cultura, di storia e eventi. Abbiamo visto l'Unisanti, grande evento di Castelsardo. E speriamo, noi siamo anche un programma di eventi, ma per ora è un po' tutto bloccato. C'è stata una notte romantica, se non sbaglio, lo scorso weekend, qualcosina sta ripartendo anche a Castelsardo, insomma, speriamo. Però adesso andiamo nella cucina di Sunuraghe, io devo sapere, ho visto e adesso voglio vedere. Cesare, agevoliamo già con la prima ricetta. Marco, spieghiamo questo piatto che fra poco apparirà. Della tua cucina, eccolo qua, cazzo, questo è un gioiellino. Sì, allora questa è una rivisitazione del polpo e patate, diciamo, un tortino con una purea di patate, un polpo condito sempre alla castellanese, perché cerchiamo sempre di tenere le tradizioni della cucina. Certo. Anche con delle rivisitazioni, mentre delle verdurine croccanti, mentre lì dietro abbiamo una tartare che noi cambiamo spesso le linee in base a quello che ci offre il mare, quello che si trova in pescheria. Lì avevamo trovato una ricciola fresca, abbiamo fatto una tartare di ricciola, ci abbiamo messo come abbinamento delle fragoline e ricciola, per svariare spettacolo. E a questo spettacolo, Fabrizio, lo chiedo a te, che direttore di sala, che vino ci metteresti? Cosa potremmo non abbinarci con le ricchezze che ormai abbiamo in Sardegna? Parlare dei nostri vermentini, potremmo abbinarci un capichera classico da non sottovalutare. Partiamo subito alla grande. Un bel Caragnani, qualcosa di leggermente fruttato, un Tuvaoes di Kerchi. Tuvaoes di Kerchi è un vino che adoro, salutiamo Kerchi che è stato nostro ospite in una vecchia diretta, grande veramente. Vai, continuiamo che ne abbiamo un po' da vedere di ricette. Abbiamo appena visto allora questa ricciola, questa rivisitazione del polpo e del patate. Qua andiamo in un altro, tra il classico e la rivisitazione, Marco, vero? Sì, anche qua è sempre una coda di rana pescatrice, anche qui la variamo. Qui abbiamo un letto è una salsina, una vellutata di piselli, chiamiamola così, con del pomodorino brunoise e della granella di pistacchio. Qui siamo ancora sul delicato, Fabrizio, ma fammi un abbinamento un po' borderline, dai. Vorremmo andare ancora più corposo, magari più sempre bianco, magari perché non una vendemmia tardiva, che ne so, una cantina Nuraghe Crabbioni, con una vendemmia tarvina, un ottimo vino, quindi una vendemmia tarvina con un'aggiunta di zucchero che gli dà un po' di profondità e quindi un sapore abbastanza... Mi piace, Nuraghe Crabbioni, perfetto, mi piace sto abbinamento. Dai Cesare, agevoliamo che ne abbiamo ancora un paio da vedere di ricettine che me le voglio gustare tutte qua. Questo è un classico, penso, di Castelsardo, vero? Allora sì, la razza è un classico di Castelsardo. Questo abbinamento non proprio, nel senso, questa è una razza alla parmigiana, un po' una rivisitazione della sogliola parmigiana, però fatto come la razza. La razza è classificata un pesce povero, no? Lo chiamano così, ma comunque ha un gusto buonissimo. La maggior parte la usano con l'agliata, anche noi piace un po' falsare. Qua andiamo col pesce e col formaggio, attenzione, sfattiamo un po' un mito, giusto? Sì. E allora Fabrizio, sfattiamo sto mito. Sì, e perché non abbinare un rosso? Vai, chi ha detto che non si può abbinare un rosso? Un bel corem, un bel corem di Argiolas, con che ne so, tra Canonau e Carignano, perché non un Luzzana leggermente più... che sa un po' più di legno, ma sempre un vino eccezionale, Canonau e Cagnolari, perché no? Ormai tanto le regole sono cambiate, che prima col pesce doveva essere matematico bianco e adesso è col rosso la carne. Ormai abbiamo clienti eccezionali che vengono e si pasteggia col gin tonic, ma gin tonic di prima categoria. Fantastico. Quindi allora, le regole... Aspetta che abbiamo ancora un piatto, Fabrizio. Cesare, mandami l'ultimo un attimino, l'ultimo dei tanti, E qua mi voglio, ecco, questa è un'altra cosa particolare, Marco, vero? Sì, anche qui abbiamo un pezzo di spada fresco, però c'è una procedura un po' diversa. Questo qui va tenuto un giorno sotto sale, un sale aromatizzato con varie spezie, poi va fatto a carpaccio, come hai visto lì abbiamo una cipolla caramellata e della granella di nocciola lì. E gli dà un gusto un po' tra il salato e un po' diverso dal solito carpaccio. Fabrizio, adesso ti metto in difficoltà. Questo invece voglio che mi abbini un super alcolico, come stavi dicendo, un cocktail. Un cocktail? Io stavo per dire un cantina asinana, un extra dry frizzante per sgrassare, perché questo era cos'era Marco? Un pesce spada salato con delle cipolle quello ci sta alla grande. E se veramente ti chiedessi un cocktail? Un gin tonic. Gin tonic, certo, perché sgrassa, quando finisci il sorso hai di nuovo il palato fresco per... Fantastico. Rinnovare fantastico. E tutte queste cose che abbiamo appena visto, questi piatti,
ce li possiamo gustare qui. Volevo farvi vedere questa foto che adesso ci manda Cesare, cioè eccola qua, tavolo Titanic, giusto Fabrizio? Sì. Quindi insomma il palato è super soddisfatto, poi con un orizzonte, un paesaggio del genere è incredibile. È incredibile tutto questo, ma dietro c'è tanto lavoro per fare questi piatti, per avere questa qualità, tenere questa eccellenza. Voi avete uno staff, certo. Marco, uno staff che va nominato come... E di cui ne andiamo molto fieri, perché io dico il 70% di un locale lo fa proprio lo staff, no? Il nostro locale, ma come che sia una conduzione familiare, nel senso, chi lavora da noi è come che sia una famiglia. Abbiamo personale, chi c'è 20 anni, chi c'è 25 anni e quant'altro. Un esempio, io in cucina collaboro con Giovanni Casu, che è un bravissimo chef. Infatti quando dicono Marco tu sei lo chef di Sunuraghe, no, siamo tutti chef di Sunuraghe. La brigata. Esatto, noi siamo tutti, cucina. Inventiamo, facciamo, sono molte ricette di Giovanni, sono molte in cucina ricette chi hai allora? Giovanni Casu ed C'ho Giovanni Casu e c'ho un altro ragazzo, perché purtroppo col Covid quest'anno abbiamo dovuto ridurre il personale, però diciamo l'ossatura è quella, c'ho Giovanni, poi c'è Alessandro che è un altro ragazzo molto bravo, lo stesso sta imparando, mi piace molto la cucina, però diciamo Giovanni ce l'ho già 3 o 4 anni e l'ossatura siamo... bello, sì, no, Giovanni è molto bravo, sono molto contento, è uno chef a tutti gli effetti. Mentre in sala? Mentre in sala abbiamo la Francesca, la Jessica e Mauro che sta con noi da 25 anni. La Francesca e la Jessica? C'è sì. Un po' milanese, la Francesca e la Jessica. Sì. È il grande Mauro che sta con noi da 25 anni, grande, quindi un storico. Personaggio dal cuore d'oro, scattante e reattivo, è una persona abbastanza attenta. Bene, cotto bene. e preparato. Sì. Bene ragazzi, ci fermiamo un attimino e poi torniamo subito a parlare ancora di cucina di Castelsardo e di Castelsardo, di questo bellissimo borgo, un pochino di pubblicità e poi siamo di nuovo qui. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Rieccoci qui con Marco e Fabrizio Spezziga, ristorante Sunuraghe. Allora, abbiamo visto dei piatti un po' rivisitati, la tua cucina Marco, diciamo, con gli abbinamenti di Fabrizio, però Castelsardo offre delle ricette veramente storiche. Sì. Tu sei stato anche protagonista in una puntata di Linea Verde su Rai 1 sì. qualche anno fa, hai fatto uno dei piatti forse il più storico di Castelsardo, il più importante, che è la zuppa d'aragosta alla castellanese, giusto? Sì, sì, le zuppe, no, di tradizione, sia la zuppa di pesce che la zuppa d'aragosta. Allora anche quella è una ricetta che viene tramandata di generazione dalla nostra famiglia, nel senso... quindi a me l'ha insegnata mio padre l'ha insegnata il padre, suo padre e via dicendo, no? C'è una tradizione. La zuppa dell'aragosta è una ricetta, diciamo, che non viene proposta molto, infatti si sente o la catalana o la castellanese, però Castelsardo ha questa tradizione. È molto buona e delicata, sì. Chi la mangia rimane sempre... Abbiamo visto un po' di preparazione. Cosa fai? Un soffritto mi sembra con la cipolla ma l'aglio intero, vero? Sì, l'aglio intero, perché poi lo levi per non rimanere sullo stomaco, allora il procedimento è come una zuppa di pesce, sai, il classico peperoncino, diciamo fai a passire, poi una bella flambata come tutti i crostacei. E qualche trucchetto da non svelare. Quelli non si possono svelare, anche qua vedi le immagini, qualcosina tagliata, che lì c'erano i segreti. Certo. Quindi poi la tagli, vedo che poi la fai andare, poi la togli però, sì, giusto? fai un soffritto, sì, la togli perché altrimenti poi si restringe troppo, devi gustare anche l'aragosta, no? Poi fai questo
questo brodo, diciamo, e lo insaporisci a dovere e ha un sapore molto dolce come il crostaceo, però molto delicato. Deve sempre padroneggiare un po' il peperoncino, deve esserci sempre un retro, come tutti i brodi, le zuppe. Un giorno te la farò provare. Dai. Perfetto, ci sono, tavolo Titanic già prenotato. Insomma, Aragosta, che a Castelsardo è come dire la pizza a Napoli, ragazzi. L'Aragosta, Fabrizio, è il prodotto tipico, giusto? Si può dire, è il top di Castelsardo, e tra l'altro la leggenda narra che sia l'aragosta più buona di Sardegna. Sì, noi lo diciamo perché siamo campanilisti e siamo di parte, invece gli esperti biologi giustificati, l'aragosta del Golfo dell'Asinara, no? Certo, dicono che sia così per le correnti a favore, che quindi fanno crescere la flora sottomarina, quindi una vegetazione di cui la catena alimentare si ciba, cioè, non so, i pesci mangiano la flora, la fauna, e poi quindi... È differente da altri posti, ed è più sono le correnti che stabiliscono il sapore dell'aragosta. Cambia il sapore dell'aragosta. Bene, fantastico ragazzi. Castelsardo, l'aragosta su nuraghe al tavolo Titanic, penso che sia il top, dopo una bella giornata al mare così. Però ci sono altri piatti proprio della tradizione tipici, Sì, come ho detto prima. Un altro classico cos'era? La zuppa di pesce. La zuppa di pesce, lo ricordavo bene. Castelsardo ha una tradizione che nasce come pescatori, il turismo è venuto dopo, no? È una tradizione dei pescatori, comunque sia sono delle ricette che provengono dall'antichità, nel senso, ognuno ci mette i suoi trucchetti, ognuno ci mette le sue particolarità, noi la facciamo in un modo che secondo me è sempre il vecchio stile, anche quella tramandata da generazione in generazione. Dai, dimmi cosa non deve mancare come pesce, come tipo di pesce. Allora, per me la zuppa di pesce deve essere sempre mista, però non può mancare la ragna, non può mancare, sarebbe la ragna è detta la tracina, giusto? Non può mancare lo scorfano, detto da noi cappone, diciamo tutti i nomi perché in molti posti. Poi nel soffritto ci deve essere secondo me sempre la seppia o il polpo, che comunque gli danno quel dolce, ma quel retro, diciamo, al brodo. E poi ci sono tantissimi pesci da zuppa, la gallinella, il pesce prete, il grongo il re. Allora noi lo usiamo e a noi il grongo piace, molti però dicono che il grongo fa il brodo bianco, lo fa rende dolce, cioè è molto soggettiva e a gusti, diciamo. Noi cerchiamo sempre di fare, soprattutto quando la serviamo al ristorante, una zuppa mista che raccolga tutti i pesci della zuppa, cioè a partire dalla gallinella, la tracina, tutti quelli che abbiamo elencato prima. Fantastico. Che ci metti dentro anche delle piccole tanutte, dei piccoli sanpietri, delle serrane, delle perche. Tutto il mare. Sì, per me la zuppa migliore è quella mista. Poi cosa fai? La servi così con dei crostini? Esatto, noi facciamo andare un esempio, io la faccio, molti la fanno e dopo la passano, invece per me il trucco è sapere le cotture dei pesci, quando inserirli, in modo che a fine zuppa il pesce ti rimanga intero, perché a me per esempio il brodo piace non passato, cioè deve rimanere il pezzettino di cipolla, deve rimanere il pezzettino, che ne so, della salsa della seppia, no? Non mi piace colato, no? E quello lì devi azzeccare molto le cotture. Poi levi il pesce, lo servi in vassoio perché il pesce si mangia, è un pasto completo, e il brodino si mangia lì con dei crostini. Spettacolo. Sì. Dai, ti ho chiesto tutti i vini, Fabrizio, abbinamene uno qua alla zuppa di pesce. Alla zuppa di pesce, vedi qua, ci vuole un vino rosso. Andiamo direttamente a quello. Sì, assolutamente un vino rosso. Quindi alla grande... Anche un bel terrebrune. Proprio sul massiccio. Bene. Ecco, questa è una cosa che non immaginavo, così, con un gusto così potente. Bene. Ragazzi, vi faccio vedere adesso una rubrichetta, la nostra rubrichetta di iCars. Le offerte della settimana, le auto, se le dovete cambiare, vi spiega tutto Luca. Ok? E poi torniamo subito qui. Luca, con iCars. Ciao a tutti, sono Luca. Innanzitutto voglio salutare tutti gli amici di Sardinian Life. Siamo qui all'iCars, l'estate è iniziata. Vi voglio presentare 3 vetture del nostro parco auto. Oggi iniziamo con una bellissima Captur bicolore, un 1500 di SIAE aziendale a soli 15.350. Una macchina pronta all'uso con soli 30.000 km. Passiamo alla seconda vettura di punta del nostro salone questa settimana. Abbiamo un Alfa Giulietta con soli 53.000 km, un usato super selezionato, prezzo 9.500 euro. Abbiamo l'ammiraglia della casa, questa settimana abbiamo una Stelvio
190 cavalli, aziendale, 4.000 km, a soli 46.000 euro. Ricordate l'indirizzo di iCars, via Montezebbio, siamo vicini alla motorizzazione. Un saluto a tutti, ciao ragazzi, vi aspetto. Grazie Luca, con queste offerte di questa settimana di iCars torniamo a noi perché voi non l'abbiamo detto all'inizio del programma, vi chiamate allo stesso modo, siete cugini, questo lo volevamo sottolineare, e accomunati dal lavoro, chef e maître su Nuraghe, ma anche accomunati da una passione che vi lega da tempo, che è quella della pesca subacquea, della pesca subacquea, non solo della pesca. Solitamente pesca subacquea. Il mondo sottomarino. Il mondo sottomarino vi affascina. Un tutto altro quello mondo. che è. Quindi un passatempo, hobby, non so neanche se si può dire sport. Eccolo qua, non so se si può dire sport. Qua, Marco, in acqua. Questo che cos'è? Una corvina. Tua cattura. Cos'è questa? Una corvina. Ah, fantastico. È un pesce buonissimo. Sì. Pesce anche buono da mangiare, bello da cacciare. Qui allora parliamo di pesca subacquea, quindi col fucile. Sì, Sei andato a stanarlo. L'apnea. Com'è stato? Te lo ricordavi quella cattura? Sì, me la ricordo molto bene. Quello era un tuffo a 25 metri. Stavo facendo un aspetto e l'ho vista che arrivava, l'ho sparata frontale vicino allo scoglio. Infatti avevo un ragazzo sulla barca che mi dice: ma caso strano è incastrato l'asta. Sì, perché quando c'è da sparare spariamo. Ok, forse so chi è quel ragazzo, vabbè, però vabbè, diciamo sta. E Fabrizio non è da meno, perché anche Fabrizio, Cesare, abbiamo una foto sua, guarda qua, questa che cos'è? La regina del mare hai tirato Questo su. è un dono, un regalo del mare. Questo è un regalo del mare veramente. Dono. È il pesce della vita che mi è stato donato dal mare. Questa era una ricciola di quanti chili? 45 kg. 45 kg, nel mare di Castelsardo. Nei mari di Castelsardo, sì. Era una giornata che pescavo a largo fuori sulle secche di Castelsardo a in solitaria. 6, 7, 8 miglia da Castelsardo e ho ripiegato su un fondale di 24 metri ma vicinissimo alla costa, dove mi è arrivato questo bel regalo. Quindi il mare di Castelsardo fa anche questi regali. Certo, doni. Questi doni, quindi a Castelsardo oltre a vedersi il borgo, farsi un bel bagno nelle spiagge di Lubagno. Si può fare anche la pesca sportiva, dalla barca, la pesca subacquea, insomma la stagione poi è quella giusta. Adesso speriamo anche con il turismo, qualche cosa. Allora, voi lavorate soprattutto, tornando a parlare di Sunuraghe, con gruppi turistici e matrimoni, quindi penso che purtroppo in questo giugno le cose non sono andate bene. Diciamo che allora, in piena stagione lavoriamo molto dal turismo, ma in prevalenza dico il 70% del nostro lavoro è proprio quello, perché essendo un locale grande è comunque molto rinomato per le cerimonie e quant'altro, ne facciamo tante. Purtroppo il Covid, diciamo, proprio i gruppi, cioè i classici pullman, diciamo, no? Sono venuti a mancare, e anche i matrimoni li hanno quasi tutti rinviati al prossimo anno. C'è qualcosa in piedi settembre-ottobre, ma ancora sempre con la doppia opzione, perché non sanno come ci dovremo comportare, ancora non si sa come andrà a finire questa. Comunque siamo all'inizio di luglio, la stagione, adesso vediamo con le ultime notizie, gli sblocchi, gli aeroporti, le cose, speriamo. Castelsardo è un borgo fantastico, voi fate una cucina splendida in un posto veramente meraviglioso. Ricordiamo dove siete, in via Sedini. Senza numero civico. Senza numero civico. Via Sedini, per dire il numero civico, non c'è il numero civico, ma è facilissimo perché verso la fine di Castelsardo, dove c'è la discoteca Vogue, non si può sbagliare, è su quella collina che domina tutta Castelsardo. Fabrizio, abbiamo anche una pagina Facebook, giusto? Sì, certo. Su Facebook è Sunuraghe, si chiama come ristorante Sunuraghe, la pagina Facebook. Quindi si può anche prenotare da lì volendo, se no ai numeri di telefono, visitare la pagina, i numeri di telefono che si trovano, Zam, tavolo Titanic, mi raccomando, l'abbiamo visto. Sei libero. Sei libero. Va bene ragazzi, io vi ringrazio molto per essere stati qui con noi, che ci avete portato questa brezza da Castelsardo. Grazie a voi. Grazie veramente. Amici, io vi ricordo l'appuntamento, noi saremo qui giovedì prossimo, sempre da Corte Santa Maria. Per qualsiasi informazione il nostro sito è www.sardinianlife.it, la nostra mail è info@sardinianlife.it. Ringrazio Cesare Donati alla regia e Chico Piu alle telecamere. Noi ci vediamo giovedì prossimo, ciao! Aiuto!
Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino.